Kane is in the building. Prova. Veniamo da una sconfitta molto dura per 3-0 sul campo dell'Arena Volley Team Verona. Ovviamente la voglia della Rotoblast è di riscatto. La voglia ovviamente della Rotoblast è quella di ribaltare i pronostici e tornare alla vittoria per ridare un po' di lustro alla stagione, che al momento è un attimino difficile per la formazione di Luca Parlatini. Ma l'obiettivo di oggi, come ho detto, è riscatto e il Volano vorrà avere voglia di riscatto. Amiche ed amici sportivi, buon pomeriggio e buona domenica da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palantenone di Padova per la sesta giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto la Banca Ania Duna Padova contro la Rotoblast Volano Volley. Come detto, veniamo da una brutta sconfitta per 3-0 dove escludendo il primo set, dove nell'ultima parte siamo proprio mancati, negli altri due set invece si è visto sprazzi di buon volano, ma alla fine è arrivata un'altra sconfitta per 3-0 che ci tiene ancora fermi a 5 punti, mentre la capolista Fantini Colcelio Schiani invece è indisturbata con quasi il doppio di punti rispetto a noi. Allora stanno per schierarsi in campo le squadre. Ovviamente un saluto al nostro mago delle statistiche Andrea Zeni e al regista Fabrizio Saba. Allora le squadre sono state stanno andando a fare il saluto a centrocampo. Ovviamente oltre a Fabrizio Saba un saluto lo mandiamo che sta osservando da casa.
sta osservando da casa Alan Berloff, il nostro direttore, diciamo, scusate, volevo dire il nostro responsabile streaming, che oggi purtroppo non è potuto essere qui presente. Mandiamo un buon augurio e lo aspettiamo sabato per il match contro Peschiera all'Arena Biancorossa. Sarà sabato prossimo alle 20:30. Allora, stanno per scendere in campo le due formazioni, ancora qualche minuto di pazienza e poi inizierà ovviamente la partita odierna. Allora, nessuna sorpresa della Rotblast che schiera le sue ragazze dell'ultima partita. Allora, nessuna sorpresa da parte delle due formazioni, ormai posso dire un grande classico. Quando mi studio un po' le formazioni non vedo nulla di diverso rispetto alle previsioni. Gli arbitri dell'incontro, prima di cominciare, sono la signora Elisabetta Zuccotti della sezione di Milano, coadiulato dal signor Andrea Bonzani della sezione di Bergamo. Sono i due arbitri scelti dalla Federvolley per arbitrare l'incontro qui a Padova tra Padova e Volano. Emma Galbero allora al primo servizio della nostra partita. E allora inizia la partita, quindi la partita inizia adesso alla lunga e c'è il primo punto di Federica Comotti, e sulla ricezione Sbilenka si prende il primo punto della partita. Vediamo il servizio di Giuditta Romano che batte Bortoli. Tentativo d'attacco di Campagnolo che è stato murato, Lalla Bortoli. Pallonete di Mandò, in difficoltà la Rotoblast, Carli dall'altra parte, il palleggio di palla out, non c'è il tocco a muro, ci provano a chiedere il tocco ma non c'è, quindi punto della Rotoblast con mani con l'attacco out. Benedetta Campagnolo al servizio. Benedetta, servizio battuto. Tentativo d'attacco difeso da Emma Mandò che va in attacco però viene murata e va dall'altra parte subito dalla Bortoli. Pressieri murata Emra, palleggio del libero Galbero a difesa. Carli, mani murata, scusate, Bortoli. Mandò ancora, forza la palla andava out ma la prende Padova che prova ad attaccare e ce la fa con Giorgia De Bortoli.
Joel Embra, servizio per Padova. Servizio battuto su Galbero. Portoli all'indietro per Mandò che attacca, difende il libero Cavallera. Subito dall'altra parte il free ball. Bortoli, Mandò, Muratta. No, c'è l'infrazione di quarto tocco. 3-1 ad una Padova. Ancora Embra. 3-1 per Padova. Joel Embra prende il quarto punto. 4-1 il punteggio adesso. Inizio in salita per la Rotoblast al momento, dopo il primo, dopo aver pareggiato l'uno pari. Adesso c'è un break di 3-0 da parte della formazione allenata da Lorenzo, ma qui c'è l'errore al servizio di Joel Embra, trasparendo in tempo, quindi il pallone adesso è per la Rotoblast, nelle mani del nostro porto Carli Petrucciello. Carli, servizio battuto, ricevuto Cavallera, Rissieri, tentativo d'attacco di Biondi che non è andato a buon fine, neanche quello di Carli, ma c'è occasione mischiata contro Padova. Invasione di Giorgio De Bortoli. Carli al servizio ancora, una lunghezza adesso nel corso del primo set, battuto Rissieri, De Val, Bortoli, Mandò, Muratta, Mandò, difende Galbero, Carli, Muratta anche Carli, però deve essere la metà campo di Padova, il pallone, pallonetto, allora intanto mando un saluto a tutto il pubblico del Volano Volley che ci sta seguendo da casa, dal nostro Trentino. Un saluto anche ai tifosi di Padova che stanno seguendo la partita ovviamente in streaming oltre che dal palazzetto, e soprattutto un saluto speciale invece va a tutti i miei amici che abitano a Padova, che sicuramente mi staranno seguendo dalla diretta, vi mando un saluto anche a loro. Chiusa questa parentesi, torniamo alla partita. Tentativo d'attacco di Lalla Bortoli, scusate, di Emma Galbero, che non è andato a buon fine. Subito Bortoli dall'altra parte, difesa di Cavallera, attacco subito tentato da palla 6-3, inizia ricordiamo che sia Volano che Padova non vengono da un momento felice. Come detto, Volano ha perso 3-0 la partita della settimana scorsa contro Verona, mentre Padova ha perso 0-0 al tie break 3-2 contro, deve aver perso 3-0 contro, credo, Vicenza, se non erro. Muro, è arrivato il muro di Emma Rissieri, 7-3. Bordeluca potrebbe fra un attimo fermare il gioco, ma no, stavolta non tanto. Ancora Giorgio De Bortoli, vecchia conoscenza del Volano Volley negli anni a Giorgione, giudice in difficoltà, Mandò, Galbero dall'altra parte, palleggia Biondi e poi Rissieri, l'attacco all'ottavo punto per Padova, e adesso Luca andrà al time out e io manderei a questo punto la pausa sponsor.
L'uomo in diretta dal palantenone di Padova. Siamo sull'8-3 a favore di Padova nel corso del primo tempo. Un subito complicato per la Rotoblast. Con Padova che sembra essere partita con il 20 in poppa. Giorgia De Bortoli, la capitana di Padova, al servizio battuto. Emma Galbero ha ricevuto. Bortoli, Emma mandò. Ancora con l'ausilio del muro difende Giorgia De Bortoli. Pallonetto di Embra, ex conoscenza anche della formazione dell'Immoco Volley Santona. E questa volta arriva il punto di 4-8. Al servizio Emma Mandò, l'8-4 per Padova. Battuto il servizio, ha ricevuto Comotti. Emma Mandò, Emma Galbero, scusate. L'anno scorso era in difficoltà con l'Orlandini e la Galbero, adesso sono in difficoltà con la Galbero e la Mandò, che sono entrambi con l'Orlandini. Però è il termine di Emma Mandò, 9-5 punteggio. Il servizio Gaia Biondi per la formazione di Lorenza Manucci. Battuto e out il servizio di Gaia Biondi. 9-6. Jessica De Val per Volano Volley. Battuto, ha ricevuto Comotti, Rissieri. Comotti attacca in pallonetto, difende Emma Galbero. Bortoli, Campagnolo in pallonetto. Bella difesa di Cavalera, però in campo Padova e arriva il settimo punto per Volano. Servizio Jessica De Val, 2 punti adesso separano le due formazioni. Battuto, riceve sempre Comotti. Rissieri al centro con l'ausilio di net. Giuditta Romano, 17 punteggio adesso. Rissieri al servizio per la formazione di Lorenzo Manucci. A tutto il servizio riceve Sofia Giudice, Lalla Bortoli, Emma Galbero. Cavalera non con questo attacco di Emma Galbero. 8-10 punti. Allora, Lalla Bortoli al servizio per il Volano Volley. Battuto. Ed è out il servizio di Lalla Bortoli. 8. Il Voleto Padova riesce sempre a tenersi quelle 2 o 3 lunghezze di vantaggio di sicurezza. Comotti servizio, riceve Mandò. Lalla Bortoli subito, Campagnolo e vendetta Campagnolo porta il nono punto il cassaforte al Volano e ritorna con lui in attacco. Chiude il primo turno al servizio. Adesso Galbero al servizio per Volano che batte adesso Cavalera. Rissieri. C'è l'infrazione del quarto turno, eccola qua infatti. Va a toccare il naso e non le mani del muro, quindi adesso separa un punto da separare le due formazioni. Pronta Galbero al servizio, lo batte in questo momento a sfilare la rete. Rissieri va in pallonetto, Campagnolo e Galbero in free ball. Attenzione Rissieri, mani out
Esatto, guarda al palo Antenoure. 11 pari il punteggio. Allora Galbero ora al servizio. Ora è al servizio che lo batte in questo momento. Cavalera. Attacco tentato da Romano, che non è andato a buon fine. Petruzziello Muratta. Embra subito. Giudice dalla Bortoli, subito mandò dall'altra parte. Embra. Stavolta passa l'attacco di torno in vantaggio Padova nel corso del primo set. Giudita Romano al servizio per Padova. Servizio battuto, out. Giudita Romano a sfidare la linea di fondo. 12 pari. Benedetta Campagnolo al servizio. Servizio di Benny che si impegna in rete. Ad 11. Bra. Tutto out il servizio di Bra. Tanti errori al servizio nel corso di questo inizio di primo set. 13 pari netto. Praticamente tutti i servizi fatti fino a questo momento, almeno negli ultimi 5-6, sono stati tutti sbagliati. Cardi al servizio, battuto con l'avvio del diretto. Che salto ha dovuto fare. Palla forse. Ora se l'ha visto il primo arbitro, non può essere. Alla Bortoli. Torna in vantaggio Volano adesso. Barotto Blasico, Cardi al servizio. Battuto. Cavalera. Rizzieri. Attacco. Subito. Giochi. 14 pari. Giorgia De Bortoli al servizio. Attacco vincente di Deval. Sì, è vincente. Col money out, vale di nuovo il vantaggio per il Volano Volley. Mandò la Bortoli, ma molto in difficoltà. Di Emma Mandò che va out, si attenti. Servizio di Gaia Biondi, riceve proprio Mandò. Lalla Bortoli, Galbero difende Giorgia De Bortoli. In free ball Comotti, De Val Murata da Comotti, va il pareggio, che vale la parità di nuovo al pala Antenoure di Padova. 13 pari al servizio. Gaia Biondi batte, Sofia Giudice riceve dalla Bortoli. De Val ti vedo proprio Biondi, dato qua rullo di tamburi sul mio tavolo.
giusto per distrarmi un attimo. Tentativo di De Val che mura la formazione padovana. Pronto al servizio De Val che batte su Comotti, Rissieri, Comotti attacca, ma viene durata dalla Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspetto. Nuovo in diretta dal Palanterno di Padova, 18 a 16 punteggio a favore di Volano, che sta conducendo al momento il primo set con 2 punti di vantaggio. Al servizio la nostra capitana Jessica De Val. Servizio battuto, ha ricevuto Comotti, Rissieri che la alza proprio per Comotti, ma viene murata da Campagnolo. Cavalera, scusate. Comotti stavolta passa all'attacco in mezzo a De Val, non si può arrivare, 17 a 18. Va al servizio per Padova. Va al servizio Rissieri che riceve il giudice dalla Bortoli. Campagnolo, mani out di alla Bortoli del servizio. Battuto il servizio di Lalla Bortoli e Comotti, Rissieri, Comotti, Malala al servizio. Stavolta passa l'attacco di Padova, 18 a 20. Scusatemi, attacco non c'è proprio questo, 19 20, titolo un po' pro da parte di chi scuda. Servizio e riceve Galbero, Lalla Bortoli, ancora Emma Galbero, Cavalera con l'audio del muro. È bravo! Campagnolo! Emma mandò. Pronto il servizio di Galbero, battuto su Comotti, Rissieri, subito l'attacco di Romano che non va a buon fine, però in difficoltà la Rotto, ma ce la fa lo stesso! Va il Volano e va Amanucci al time out, sponsor!
diretta al Palanterno di Padova sul 2-19 per il Volano Volley. Ancora la Volano 23-19. Un'altra prestazione del Volano che è risorto, che è sembrato un diesel in questo primo set. Galbero, Cavalera, Ristieri al centro, c'è il muro del Volano dall'altra parte, è out, sì, che non c'è il toccamuro. 4-19 e adesso c'è il set ball per la Rotoblast. Galbero che passa ma non replica. Pronta Giudica Romano, servizio battuto. Galbero anticipa Giudice che deve metterla la deve appoggiare a Campagnolo, che però deve concedere anche la free ball. Però c'è un altro attacco a favore di Padova che ci prova ed è vincente l'attacco di Giorgia De Bortoli, scusate, 21-24. Arriva il time out per Luca Parlatini. Diretta al Palanterone di Padova 24-21. C'è ancora il set ball per la Rotoblast. Luca ha usato tutti e due in time out come li ha usati a Manucci, quindi adesso il gioco non si fermerà più. Servizio battuto, riceve Sofia Giudice, la Bortoli in baghe Serena. Padova che attacca con Giuditta Romano, Carli per provare a chiudere, ma ancora c'è la buona difesa di Padova, però c'è anche la free ball concessa da Rissieri. Lalla Bortoli, Carli, Murata, difeso poi scusate, Lalla Bortoli, poi il tentativo d'attacco di Suzano non è andato bene, ma non c'è la Murata
diretta dal Palanterone di Padova. 1-0 il punteggio dopo la prima frazione di gioco che ha visto il Volano vincere per 21-25 inizia il secondo set con il servizio di Vita Romano per Padova. Servizio battuto su Eva Galvero, Lalla Bortoli, Carli del Volano Volley. Allora, i punti di squadra, cominciamo da Padova. Servizio Jessica De Valli per il Volano Volley. Allora, Rittieri un punto, 2 punti per Biondi, 3 per Giorgia De Bortoli, 2 per Giuditta Romano, 3 per Joelle Bra e 4 per Federica Comonti. 15 punti di squadra e 6 su errore del Volano Volley. Vediamo il Volano. Out. Monica Valera. 2-0 il punteggio. Allora, i punti di squadra del Volano Volley ancora De Val al servizio per la Rotla. Allora, un punto per De Val, 1 per Mandò, 3 per Emma Galvero, 8 per Campagnolo. Che partita di Campagnolo in questo primo set, 8 punti. Sono tutti suoi. E 2 Lalla Bortoli. Giorgia De Bortoli attacco presente. 15 punti di squadra del Volano Volley, 10 su errore di Aduna Padova. Joelle Mbra al servizio per Mbra, battuto out il servizio di Joelle Mbra, che ha provato una sorta di campanile che però è andato a spegnersi l'auto laterale sinistro. Al servizio si prepara il Volano con Carli Petruccello. Batte out. 2-3 il punteggio. Giorgia De Bortoli al servizio. Servizio battuto. Bortoli, Murata, Mandò, però è ancora giocabile per il Volano, ci riprova Mandò, questa volta difende De Bortoli. Tentativo di Comodi, Murata da Campagnolo manda in campagna tutta a Fontimuri, sta mandando in campagna le giocatrici di Padova. Guardate la citazione. Emma Mandò riceve Comotti, Rondi, muro praticamente 0, 3-4. Pronta l'autrice del punto, Gaia Biondi batte il servizio 4-3 al Palantello che parte adesso. Emma Galvero riceve Lalla Bortoli, Emma attacca, vedo Biondi e c'è l'infrazione di quarto tocco. 5 punti per il Volano Volley, 3 per Padova. Pronta al servizio, Campagnolo, Benedetta al servizio, Cavalera, Rittieri, Comotti, Galvero, Carli e poi c'è la prima. Rittieri, ancora Comotti, l'altra parte di Comotti, 4-5. Io invece posso dire che stasera vi saluto e me ne vado a Padova invece, da dove vi sto commentando la partita. Rittieri, out, sì, out. Non sbaglio Simone. Se questa canzone, io invece che dire vado a tornare, io dico saluto tutti e vado a Padova. Esatto. Lalla Bortoli del servizio 4-6 dopo il servizio out di Padova. Riceve Comotti. Rittieri, Comotti in pallonetto, Carli a difesa. Vero in De Bortoli, Rittieri, ramurata da De Val. Rittieri, Comotti in pallonetto,
Petruziello in difesa. Galbero anche con la leggera dimensione, però Cavalera ci arriva. Embra ha difeso Lalla Bortoli. Sofia Giudice in bagger. Carli, Murata, Lalla Bortoli, ancora per Carli. Stavolta l'attacco passa, ma difende Ristieri. Cavalera, Comotti in bagger, ma è out. Sì, è out. Infatti 7-4. 7-4 il punteggio. Servizio la Bortoli che batte adesso. Cavalera e arriva l'Ace. 8-4. Nuovo in diretta Palantenore di Padova. 8-4 il punteggio. Secondo e terzo. Servizio pronto a batterlo Lalla Bortoli per Volani. Riceve Rittieri al centro. Romano poi il campo 5-8. Va Federica Comonti al servizio. Riceve Emma Galbero. Lalla Bortoli De Val. Bra Cavaletta. Emma Galbero, mani in campo. Pronta al servizio l'autrice dell'ultimo muro, Emma Galbero. Servizio battuto, riceve Cavalera in difficoltà, però Comotti ci mette una pezza, attacca subito Giorgia De Bortoli. Gesto distinto di Giorgia De Bortoli che se la prende con credo Giuditta che si è frapposta, però dovrei dire, io vedendolo da qua era un attacco veramente difficile. Servizio in campo. Si può stare, può anche stare. Out. Salvataggio miracoloso, che però poi non è stato miracoloso di Dita Romano, perché dopo la 12-6. Val, servizio battuto. Cavalera, Rittieri, Bra, passa l'attacco di Bra, grande attacco. 7-11. Quella è Bra, servizio. Battuto il servizio in rete di Embra. Ricordiamo, Embra è una delle giocatrici uscite dal vivaio del Sandonà. La scorsa stagione infatti era tra le file della Cortina Express. Attenzione, Embra, Bagger, c'è la free ball. Galbero
attacca Mandotti in campo e Mandotti 17. Allora il cambio è Vittoria Gherardi che entra per Emma Ruggieri, poi Federica Calia per Joelle Bra. Allora pronta Carli al servizio per il Volano volley, riceve De Bortoli, palleggio e arriva al punto di palma. Che ha cambiato posto e palleggiatore per un palleggiatore e per un opposto, invertendoli di ruolo. Le Bortoli su Mandò che deve andare anche ad attaccare, pallonetto che però non passa. 9-13. Giorgia De Bortoli che batte in rete. 14-9. Tornano 5 le lunghezze. Pronto Mandò che batte. Cavalera. Calia. Ancora Mandò, batte, Cavalera ricevuto, Calia, Gherardi non passa il suo attacco dalla buona difesa della Rotola, non passa l'attacco di Carli, c'è l'attacco vincente poi di Carli, non funziona una volta, si prova 2, 16-9. Emma Mandò al servizio, ancora lei. Fa tutto il servizio, out stavolta Mandò. 10-16. Subito dalla bolla 17-10. Benedetta Campagnolo al servizio, out. 11-17. Dora Gherardi al servizio. Out il servizio. Tanti errori al servizio da parte di Padova. 8-11. Al servizio la batte su Romano. Calia in bagger, c'è la free ball concessa proprio da Romano. Sofia Giudice appoggia Lalla Bortoli. Carli tocca punto di volà. Confermano che ha preso prima il colpo di una delle giocatrici di Padova e poi è andato a giocare l'altra. Ecco perché ho dato un attimo spinto perché non capivo bene. Allora esce Giudita Romano ed entra Michela Fregonese. Questa volta un centrale per un centrale. Servizio ancora di Lalla Bortoli che batte corto, Marrone arriva proprio Comotti. Gherardi c'è la invasione contro
Fischiata contro Galbero, 12-19. Federico Accomonti, servizio. Battuto il servizio, riceve De Val, scusate, la Bortoli. Fatto out di Carli, c'è il tocco. Ancora il 13-19. Sofia Giudice ha ricevuto la Bortoli. Tentativo di Emma Galbero, non è andato a buon fine per la buona difesa di Padova. Giorgia De Bortoli, infatti Borteluca chiamerà adesso il suo time out e arriva il time out sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Di nuovo in diretta dal Palanterno di Padova. Comotti al servizio, 14-19. Time out del secondo set usato da Luca Parlatino. Battuto dal servizio, ricevuto De Val. Lalla Bortoli, Carli, mani out. Portato il muro di Fregonese. Tagliamo. 14. C'è un cambio e Mammando lascia il posto a Chiara Sedena. E pronta al servizio Emma Galbero al centro per Comonti. Giorgia De Bortoli, sfondato il muro ma non la difesa di Galbero. Sedena, attacco difesa da Cavalera. Comonti in pallonetto, difende Sofia Giudice. Lalla Bortoli, Chiara Sedena. Ma che salvataggio di Comotti, che salto. Gherardi ha difeso Sofia Giudice. Carli, Murata e poi Gherardi. Calia, attacco di Giorgia De Bortoli. 15-20. Al servizio va Pregonese, scusate. Lalla Bortoli e poi Sofia Giudice. Biondi, subito Calia difende Sofia Giudice. Carli ha difeso Biondi e infatti c'è la doppia fischiata contro. Esatto, c'è stata l'infrazione di doppia al Padova e quindi tornano 6 le lunghezze di vantaggio di Volano. Jessica De Val al servizio. Out. 16-21. Calia su Galbero, da Sedena e poi deve facere la propulsione del giudice dall'alta Campanella Cavalera. Giorgia De Bortoli, Giorgia De Bortoli, forciata ancora in distanza, sostanzialmente. C'è il time out sponsor.
Nuovo in diretta dal Panathenone di Padova. 2 timeout usati da Luca Parlatini, uno solo da Padova, che si porta a 4 lunghezze di stacco. Però sta ricominciando a avvicinare un buon volley. Sedena, mani out. Sedena 2-17. Calia, pallonetto che non va oltre la rete, quindi quarto tocco e il 30 punto per il Polano. E allora Lorenzo Amaducci chiama il timeout sponsor. Nuovo in diretta, 2 timeout usati da Lorenzo Amaducci, 2 timeout usati da Luca Parlatini, niente più pause sponsor fino alla fine, quindi adesso andremo avanti fino all'ultimo. Attacco del centro di Gerardi, il punto per Padova. Giorgia De Bortoli al servizio. Chiara Sedena, lungo, e allora c'è anche il c'è un ultimo punto per un cambio. Esce Chiara Sedena che la ricezione, nell'ultima ricezione ha portato vedere della Frittoli e è entrata Mandò. Ancora De Bortoli al servizio, fatta dentro, servizio comandò Lalla Bortoli. Cambia il nodo, corrente al 24esimo punto, che vale il touch ball per la Rotoblast. Va proprio Mandò al servizio, che ha nelle mani la palla 7, che batte adesso. Calia, Comotti, la Bortoli in difficoltà, però rimedia. Calvero 25-19, 2-0 Rotoblast alla fine del secondo set. E allora pausa sponsor, ritorniamo per l'inizio del terzo set, scusate. A tra poco.
Di nuovo in diretta dal Palantenone di Padova. 2-0 il punteggio per il Volano Volley alla fine del secondo tempo. Parziali 21-25 il primo, 19-25 il secondo. Punti di squadra, cominciamo da Padova. Rifieri 1, 4 Biondi, 7 De Bortoli, 3 Romano, 4 Entrati, 5 Comotti, 1 Gherardi. 25 punti di squadra, 15 errori del Volano Volley. Al servizio va Emma Galbero per la Rotoblas. Punti della Rotoblas Volano Volley: Cesena 1, 1 Deval, 2 Mandò, 7 Galbero, 10 Campagnolo, 5 Petrusiello, 4 Lalla Bortoli. Qua non può fare nulla Lalla Bortoli contro l'attacco di Giacomo Zerro. Ho letto bene il numero, no scusatemi, di Gherardi. 1-0 Padova. I punti di squadra del Volano Volley: 30 punti per il 30 punti di squadra, 20 su errore, 20 su errore di Padova. 1 pari. Jessica, servizio battuto su Cavalera. Attacco murato da De Bortoli che avrà un'altra chance, però sbatte sulla difesa di Mandò e Mandò si risponde anche con l'attacco. Jessica Deval al servizio. Ricevuto Comotti. Tentativo d'attacco di De Bortoli per stata di Cavalera. Però c'è l'attacco ancora di De Bortoli. Ha difeso Emma Galbero. Bortoli mandò impallonito, difeso Comotti, però c'è la free ball. Lalla Bortoli mandò murata, ancora Galbero a difendere. Lalla Bortoli una zona. Forse c'era il quarto, però non l'ha visto il primo arbitro. Vediamo se Carli 3-1. Credo che nessuno del Volano, nessuno del Padova ha protestato, quindi direi che l'ho vista solo io. Forse il quarto tocco. Infatti me l'ha detto anche qua il direttore sportivo, mi dice che l'ho vista solo io. 2-3. Servizio out della Capitana Deval. Giorgio De Bortoli al servizio. Tentativo d'attacco che non è andato a buon fine del Volano. Questa volta non devia l'attacco e soffiatissimo, piazzata per il calcio di rigore. Possiamo dire attacco da una parte, libero dall'altra. Giorgio De Bortoli al servizio. Non è pari adesso qua nel corso del terzo set. Mandò, ha ricevuto Galbero e Carli in mezzo a Biondi e Comotti. Carli al servizio battuto e out il servizio. 4 pari. Da parte di Gaia Biondi che però segna out. Devo dire che
A vederla oggi è veramente stata una partita piena di tanti errori al servizio. Emma mandò servizio su Cavalera. Calia, che era ormai diventata la palleggiatrice titolare di questo terzo set. Forse era out l'attacco. C'è, attenzione, Comotti, che ha provato a mandarla di là con un trucchetto, però non prende la deviazione che gli darebbe fatto il punto. Quindi Volano ringrazia, ti prende il terzo punto. Emma mandò ancora lei al servizio. Pallonetto tentato da Romano, ma non è andato bene. Comotti, scusate. Mandò subito dall'altra parte Cavalera. De Bortoli murata, però non è muro perché in realtà devia, il muro la devia, però vale la metà campo del volane, quindi a questo punto per la Duna Padova. Battute da Calia. Galvero, Calia ha difeso. Sofia Giudice. Che salto. Campagnolo, company out di Comotti. 7-5. Benedetta Campagnolo al servizio. Il posto 5 chiede Luca Parlatini. Credo di aver capito. Giorgia De Bortoli aveva ricevuto. Luca Romano. Primo tempo vincente. 6-7. Comotti batte su Sofia Giudice, che ha ricevuto il suo servizio. Davvero due mani Cavalera. Cavalera, non ce la farò mai a pronunciarlo correttamente. Mi scuso con la 7 pari. Non una parità qua al palanterno di Padova. Federica Comotti al servizio. Galvero ha ricevuto Bortoli. Cavalera, che buona difesa di Cavalera. Prova l'attacco murato di Ghirardi Murata. Attenzione, non ho visto bene chi ha difeso. Petruziello. Cardi tiene una mano sulla faccia perché la gara veramente disperata, poi chiede scusa. Vantaggio di Padova adesso, 8-7 il punteggio. Ancora Comonti riceve Giudice, Lalla Bortoli, ma Galvero Murata mandò a difeso. Ancora Galvero, il pallonetto e questa volta è vincente Comotti. Gesto di stizza di Comotti che batte violentemente le mani sul terreno di gioco. 8 pari. Ancora la parità. Servizio di Bortoli. Ha ricevuto Comotti. De Bortoli, scusate. C'è la free ball concessa da Gherardi. Carli. Questa volta c'è il tocco a muro. Quindi 9-8. E arriva il time out per Amaduci Sponsor.
Di nuovo in diretta, Palanterone di Padova 9-8, vantaggio di nuovo per la Rotoplas, usato da Lorenzo Maducci. Giorgio De Bortoli, servito ricevuto Romano. Attacco di De Bortoli che però viene difeso da Sofia Giudice. Galbero Murata, ancora Giudice che ha difeso nonostante era ancora inginocchiata. Petruzzello Carli che porta il doppio ciclo alla Rotoplas, 10-8. Lalla Bortoli al servizio e che batte adesso. Cavalera ha ricevuto Calia e subito Romano, finita Romano 11 e 9-10. Galbero, Lalla Bortoli, Petruzzello, Calia, vai all'attacco Gherardi, 11-9. Ora Emma Galbero al servizio. Battuto su Comotti. Oddio che attacco! Sofia e Gaia Biondi. Dalla Bortoli alla presa di spalla e non è riuscita purtroppo ad arrivarci il Giudice. 10-11. Ora Grandi servizio si batte. Emma mandò Lalla Bortoli. Mandò che attacca municipali. Gherardi ancora Petruzzello Murata, che salvataggio di Sofia Giudice, ancora Carli. Questa volta a difendere è stata Gherardi. Comotti difeso Lalla Bortoli, paga il Giudice per Petruzzello e al terzo tentativo va dentro Carli. Pronta Jessica De Val al servizio. 12-11 per Padova e per Volano, scusate. Cavalera ha ricevuto. Gherardi in bagger. In campo 12 pari. Attacco di De Bortoli. Giorgia De Bortoli ancora nel servizio, 12 pari. Impegno in rete. Carli al servizio. Attenzione, mandò, ha dovuto difendere Carli. Rata, forse andava out, però non ha voluto prendersi il rischio. Comotti, stavolta passa l'attacco di Comotti, non riesce a difendere Sofia Giudice, 13 pari. Ancora adesso al servizio Gaia Biondi che va al servizio. Davvero Lalla Bortoli, Campagnolo, forse lunga, infatti c'è la free ball ancora per Volano. Campagnolo Murata, però concede adesso la free ball al Padova, però Comotti ci va con un pallonetto. Questa volta Campagnolo allarga le braccia, come dire, momento giù finalmente. 14-13. Emma mandò al servizio 14.
antenne. Porto il terzo set. Battuto. Ha ricevuto il servizio De Bortoli. Dalla Bortoli. Galbero a due mani a difesa De Bortoli. Pomotti a due mani e prende Mandol la difesa. Galbero. Ma Galbero. 15-13. La carica del direttore generale Michele Boschi mandò ricevuto Comotti. Oh, attenzione, Campagnolo forse ha provato sbaglia amorosamente Comotti al 13° punto Polano. Tira il time out, chiama Luci sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspetti. Di nuovo in diretta, pronta Emma mandò al servizio 16-13 in punteggio. Colpo di questo terzo set. Al tentativo di Romano che viene difeso proprio da Mandò. Campagnolo attacca, benedetta Campagnolo 17-13. C'è la free ball. Lalla Bortoli, Sofia Giudice. Galbero non chiede. Mani out che non c'era assolutamente. 14-17. Servizio di Calia. Galbero difeso, non ho visto Dora Gherardi, però ha fatto l'attacco di 15-17. Ricordiamo che Lorenzo Amaduccio ha già usato tutti e due i time out. Luca ne ha ancora due a disposizione. Batte adesso Calia, impegna in rete 18-15. Tanto pronta Greta Job ed esce Jessica De Val al suo posto. Pronta Campagnolo. Bella la palla, ha ricevuto Comotti l'attacco che va ad attaccare, Mandò ha difeso e Galbero c'è il Capuro 16-18. Federica Comotti al servizio. Galbero alza a Lalla Bortoli e va ad attaccare, ma ha difeso Comotti. De Bortoli mani out 16-18, no 17-18. Arriva adesso il time out di Luca, esatto, sponsor.
volta, Palanterone di Padova, Federica Comandi al servizio, una lunghezza che para Padova da volano, riceve Giudice, Lala Bortoli, Petruziello che attacca e difende proprio Comotti, Gherardi, Murata, Gherardi, palla al centro, attacca De Bortoli, Petruziello, Lala Bortoli e Magalbero, Cavalera, Murata, Lala Bortoli. Lalla Bortoli nel servizio, l'autrice dell'ultimo muro, servizio battuto, Cavalera, al centro subito, Romano, 18-19. Vita Romano, l'autrice dell'ultimo punto al servizio per Padova, servizio battuto, riceve Sofia Giudice, Lalla Bortoli, Petruziello, ha difeso proprio Giudita Romano, al centro Comotti ed è 19 di punto. 19 Romano ancora al servizio, parità di nuovo adesso, battuto il servizio, Sofia Giudice ricevuto al centro, la Bortoli, Galbero, Emma Galbero, 20-19, va Emma Galbero al servizio, Cavalera, Calia, pallonetto di Comotti, ha difeso Bortoli, Giudice, Petruziello, ha difeso Calia, Cavalera, attacco, alla Bortoli, l'ausilio del net, dal Bortoli, con l'ausilio del net. L'ausilio del net. E Magalbero al 21-19. Comotti. E questa volta passa l'attacco di Padova. 20-21 comunque. Vittoria Gherardi al servizio, ha ricevuto Mandò, Lalla Bortoli, Petruziello, Lalla Bortoli, Mandò, dall'altra parte De Bortoli riesce a superare il muro ma non la difesa di Galbero, Petruziello, Murata, ha difeso un po' i Bortoli, ancora Petruziello, ancora Murata, ancora Galbero dall'altra parte, questa volta per Mandò, scambi tra Galbero, mamma mia Cavalera, che difesa di Cavalera, che difesa di Cavalera, che ci ha messo proprio una peste e fa il 21 pari, che ha concesso a Padova di fare il 21 pari. C'è time out, Monzo. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo.
Terza palla anterne. Siamo alle battute finali di questo terzo set. Niente più time out né per Padova né per Volano. Carli, palla in campo, 22-21. Adesso facciamo una tirata fino alla fine del set. C'è il cambio, rientra Jessica De Valli ed esce Greta Job. Va il servizio la capitana Jessica De Valli. Battuto, ha ricevuto Comotti. De Bortoli, Murà. Brava Murà, però è rimasto a campo volanese. 22 pari. Giorgia De Bortoli in servizio. Bortoli, tutto. Carmelo, Campagnolo, che velocità del Campagnolo, 23-22. È pronta, esce Carli Petruccielli, entra Martina Bortolotti, va al servizio Bortolotti. Al servizio la giovane palleggiatrice si batte, riceve Cavalera, Calia, attacco, arriva Emma Galvero, 23 pari. Allora nuovo il cambio, Bortolotti lascia il primo campo a Petruccielli. Gaia Biondi al servizio. Servizio battuto, Emma Galvero, Lalla Bortoli, mandò out dell'attacco di Mandò, 24-23, palla set per Padova, che adesso ha la possibilità di riaprire la partita. Lalla Bortoli subito, Lalla Bortoli subito, a dire di no, che il set non deve finire subito. 24 pari. Allora Emma mandò al servizio, 24 pari. Servizio battuto, ha ricevuto De Bortoli al centro. Subito! Da fare per così 21. Libero Romano. Ancora un'altra palla per Padova. Riga Calia al servizio. Alla 7. Le mani di Calia che batte adesso. Riceve Mandò. Lalla Bortoli. Davvero scontato il muro di Padova. Torna ancora la parità. Un'altra pallasetta annullata a Padova. Benedetta Campagnolo al servizio. Servizio di Benedetta, battuto su Comotti. Calia palla di Gerardi. 26-25. Terza palla set di questo terzo set per la Luna Padova. Comotti che batte. Mandò. Lalla Bortoli. Galvero. Ancora ecco Galvero. Un bel attacco. 26 pari. Terza palla set annullata.
Dalla Bortoli al servizio. Adesso Comonti. De Bortoli. Giudice. Ha difeso. Galbero. Oh! Ma Galbero! Annullate 3 palle set! E adesso c'è il match ball! Lalla Bortoli 27-26. Battuto Cavalera al centro, Murata, però difende Cavalera. Dall'altra Gherardi. La Rotoplas Volano Volley torna alla vittoria 26-28 nel terzo set. Che dire, è tornato il Volano che volevamo vedere, che dopo che possiamo dire che dopo la partita con l'Arena Volley l'avevamo visto un po' spaesato, ma alla fine è tornato il Volano che conoscevamo. Quindi adesso siamo contenti e siamo qua a festeggiare con le nostre ragazze. Allora io direi che la nostra diretta può concludersi qui. Ringrazio Andrea Zeni, il nostro scoutman, il nostro regista. Da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. L'appuntamento è sabato prossimo alle 20:30 a Volano contro l'Orostic Peschiera Ponti. Il grande match che vi invitiamo a seguire direttamente dall'Arena Biancorossa. A tutti voi l'augurio di una buona serata, una buona domenica. A sabato prossimo.